novità sulla A4, l'apertura del casello di Meolo avvicina Veneto e Friuli alle spiagge veneziane. Sindacati in fibrillazione, la Regione Veneto starebbe preparando la chiusura di una clinica privata a Mestre. Zaia, i tagli non cambieranno i servizi. Podisti di tutte le età di corsa fino all'Arsenale in memoria di un grande veneziano, Attilio Spani. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Sarà più facile arrivare sulle spiagge veneziane, ma soprattutto Veneto e Friuli da oggi sono più vicini. Il nuovo casello di Meolo sulla A4, oltre a che essere un gioiello di architettura, è tutto questo ed è stato inaugurato oggi con 6 mesi di anticipo sui tempi. Un casello faraonico e dal design all'avanguardia, con 9 porte in uscita e 4 in entrata e un parcheggio scambiatore da ben 350 posti. A Meolo è stata inaugurata oggi la prima opera della terza corsia della A4, a cavallo tra i comuni di Meolo e Roncade, padroni di casa, Autovie Venete. Si tratta di un portale di grande importanza per una serie di ragioni. È il nuovo ingresso alle spiagge. È stato costruito nel cuore della zona industriale di Meolo e servirà allo sviluppo dell'area. E infine è uno snodo attraverso il quale passerà buona parte della viabilità del nord-est che collegherà il Veneto al Friuli e per questo, durante la cerimonia di apertura della nuova porta autostradale, è intervenuto anche il presidente della regione Friuli Tondo. Renato Chisso, l'assessore alla mobilità della regione Veneto, ha sottolineato che l'opera è stata completata con 6 mesi di anticipo e il programma del suo assessorato procede spedito. Con 6 mesi d'anticipo, però stiamo rispettando quelli che erano gli impegni che ci eravamo presi con la nostra gente. Passante, terza corsia, casello di Meolo, Pedemontana, Valdastico Sud e così via. Si sta andando avanti con grande voglia di lavorare, con grande voglia di dare risposte e ci stiamo riuscendo. Zaccariotto ha posto l'accento sulle aspettative del territorio. L'opera era attesa da tempo e ora partirà, ha annunciato, l'autostrada del mare. Abbiamo la fortuna di avere delle località balneari tra le più importanti d'Italia e quindi con una presenza turistica altissima. Dare delle risposte in un settore fondamentale che ha un significato in questo momento per la nostra economia è investire in maniera importante non solo a livello regionale, territoriale ma anche locale, perché questo permetterà oltretutto di poter sbloccare quelle situazioni che generavano grossi problemi nei comuni con Termini che si trovavano con una viabilità extraurbana ed urbana particolarmente intasata durante il periodo estivo. Oggi quest'opera ovviamente segna anche il via per quella che noi riteniamo l'intervento più importante, che sarà l'autostrada del mare. L'opera è costata quasi 35 milioni di euro ed è stata realizzata in 970 giorni. Avrebbe dovuto essere inaugurata nell'aprile prossimo. Pancia a terra lavoriamo, è quello che vogliono i cittadini sono interessati a questo, che gli amministratori lavorino e producano risultati. E a margine della cerimonia di inaugurazione Luca Zaia ha commentato e smentito le dichiarazioni di Formigoni, presidente della regione Lombardia, che ha annunciato un effetto domino sulle giunte regionali Piemonte e Veneto dopo la caduta del governo lombardo. Noi abbiamo coscienza del fatto di avere un ottimo rapporto con il PDL in Veneto, sono persone per bene e se c'è qualcuno che deciderà di mandare a casa la regione quello sarò io, ma lo farò solo nell'occasione nella quale non si rispetteranno più i patti con i cittadini. I veneti continuano a lavorare e amministrare, il resto è andato a chiederlo a Formigoni, mi sa che Formigoni non è veneto da quel che so io e quindi non ha titolo per parlare del Veneto. Si è parlato anche dei tagli alle strutture ospedaliere oggi con Luca Zaia, prima del taglio del nastro a Meolo, perché circolano indiscrezioni su possibili chiusure di Villa Salus o del Policlinico San Marco a Mestre. Il servizio e poi le dichiarazioni del governatore del Veneto. Chiuderà una clinica a Mestre, o il Policlinico San Marco o Villa Salus, ma il personale sarà riassorbito nell'USL 12. Trapelano le prime indiscrezioni sulla ristrutturazione ospedaliera che si sta tracciando in regione e che impone la legge sulla spending review. Per il momento è soltanto una bozza che passerà al vaglio della Commissione Sanità, ma qualche sforbiciata bisogna attenderla per il 31 dicembre 2012. Oltre ad una clinica a Mestre potrebbero saltare 2 reparti nell'ASL 13 con l'accorpamento di chirurgia a Milano
Milano e medicina a Dolo. E nell'ASL 10 dovrebbero essere accorpati i reparti di medicina nell'ospedale di San Donà di Piave e chirurgia a Portogruaro, con un solo punto nascita a Portogruaro. Ciò che sta maggiormente preoccupando i sindacati e le strutture private è però il taglio ipotizzato a Mestre. Stando ad indiscrezioni sarebbe Villa Salus, la clinica che rischia maggiormente la chiusura, e non si tratterebbe di un'operazione indolore. Nella struttura lungo il Terraglio ci lavorano 375 addetti e al servizio sanitario cittadino Villa Salus offre 190 posti letto, un forte supporto all'ospedale dell'Angelo nei momenti di maggiore affollamento. La chiusura della sede sarebbe comunque graduale e la struttura sarebbe destinata ad attività collaterali dell'USL 12. C'è preoccupazione anche al Policlinico San Marco, che conta su 215 posti letto e offre servizi all'avanguardia nella chirurgia ortopedica e nella riabilitazione. 300 i dipendenti e 3.500 i ricoveri da gennaio a settembre. E ora sentiamo le dichiarazioni di Zaia, che ha cercato di rassicurare gli utenti e i cittadini veneziani, secondo cui i tagli non influiranno sulla qualità dei servizi. Non c'è nessuna previsione di chiusura, peraltro. No, chiusura no, per Arias ovviamente essendo ospedale classificato. Io dico questo in tutta sincerità, non possiamo liquidare la partita degli ospedali con domande si chiude o non si chiude. La verità è che si faranno riorganizzazioni, ristrutturazioni, e questo significherà che i cittadini, che è il nostro unico obiettivo, devono essere curati meglio e non tribolare per arrivare agli ospedali. Dopo la siccità ora c'è qualcos'altro che si sta abbattendo sull'agricoltura, purtroppo è un fungo cancerogeno e ci sono dei controlli, però c'è il rischio che gli agricoltori debbano buttare via almeno un terzo del raccolto. Arriva un'altra batosta per l'agricoltura veneta dopo il caldo torrido di quest'estate che ha bruciato parte delle colture. Ora c'è un fungo che sta aggredendo il mais e un terzo del raccolto dovrà essere distrutto. Si tratta di spore potenzialmente cancerogene che i sanitari chiamano aflatossine. Sono state trovate in un quarto dei campioni di latte analizzati. L'allarme ha costretto il Veneto, che produce 11 quintali di latte ogni anno, ad intensificare i controlli. E il latte non sicuro non arriva sul mercato, ma sono più difficili i controlli sul mais. Per questo c'è il rischio che se ne debba distruggere di più del necessario. Saranno avviate indagini a tappeto sugli impianti di essiccazione, lavorazione e stoccaggio del mais, e poi c'è l'autocontrollo da parte delle aziende sia agricole sia di trasformazione. E inoltre ci sono i controlli ufficiali. Il Veneto ha lo stesso numero di veterinari dell'Irlanda. Le aflatossine sono rispuntate dopo 9 anni a causa delle temperature elevate e dovrebbero scomparire con l'abbassamento della temperatura. I consorzi agrari rassicurano: il mais sarà ripulito dalle spore, ma le perdite economiche saranno ingenti. E ora le notizie. 1 chilo di cocaina è l'ingente quantità di droga trovata dai carabinieri di Eraclea in possesso di 3 sandonatesi. Si tratta di Luca Fregonese, 33 anni, Bernardo Litrico, 37 anni e Alessandro Manzo, 25 anni, già noti alle forze dell'ordine. Sono stati scoperti perché alla vista dei carabinieri, mentre 2 di loro si trovavano in una zona colpita da furti accanto ad una Smart con il conducente a bordo, l'auto si è allontanata, ma ha imboccato una strada senza uscita ed è stata fermata e bloccata, e poi è arrivata la sorpresa. E un uomo si è suicidato nel campo di calcio dove si recava le domeniche per dimenticare la sua difficile situazione familiare. Ma la partita è stata disputata comunque e il parroco di Lugugnana, Don Bettel, ha dedicato alla vicenda una riflessione sul bollettino parrocchiale, indignandosi. La vita di una persona, che peraltro il religioso conosceva bene, ha scritto il parroco, non vale dunque nulla, e a lui ha risposto il vicepresidente della società calcistica: sarebbe stato opportuno non giocare, ha scritto il vicepresidente, ma i presidenti hanno voluto continuare. Abbiamo vinto, ha proseguito il vicepresidente, a 6-0 e siamo in testa alla classifica, ma non è stata, aggiunto, una grande vittoria morale. E ora parliamo delle località balneari che sono già al lavoro per preparare le spiagge per la prossima stagione. Tornano a Jesolo le dune artificiali anti-erosione. Dopo la positiva sperimentazione dello scorso inverno, nei punti più sensibili Feder Consorzi riproporrà le barriere di sabbia alte circa 10 metri. A Caorle invece è prevista la risistemazione della scogliera. A causa delle frequenti mareggiate, molti massi si sono spostati. Ne saranno messi di nuovi e verrà rifatta la pavimentazione del bellissimo lungomare.
Protesta animalista contro il circo di Praga accampato a Mira davanti all'ex campo di rugby. Un presidio di attivisti ha distribuito volantini per denunciare l'utilizzo di animali negli spettacoli. Dal canto suo, il circo dei Fratelli Cristiani respinge ogni addebito, dichiarando la massima attenzione al benessere degli animali. Il circo di Praga rimarrà a Mira fino al 22 ottobre. Chioggia si prepara ad ospitare la prima edizione di Darsene in Blu, evento dedicato al mercato dell'usato e al turismo nautico. Centinaia di barche d'occasione pronte per l'acquisto saranno in mostra in 8 diverse aree espositive, raggiungibili anche col servizio navetta da Vigo e da Brondolo. Darsene in Blu si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 ottobre. L'ingresso è libero. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana, sempre più costretta a fare i conti con animali di specie non autoctone. È il caso di un vorace parassita asiatico. La vespa cinese continua a martoriare i marroni IGP di Combai, anche se non come l'anno scorso, quando la produzione negli 11 comuni pedemontani scese al 10%. I danni restano comunque allarmanti. 160 quintali di marroni IGP contro i neanche 100 del 2011, ma a fronte di una media di 800 quintali. Urge un rimedio, visto che la storica festa dei marroni è costretta a rivolgersi ai concorrenti toscani o esteri per soddisfare le tante richieste. Decolla il progetto antisismico dell'ospedale di Vittorio Veneto, zona considerata a rischio. Il nosocomio verrà blindato dall'esterno da lunghe lame d'acciaio, in modo che in una eventuale oscillazione possa comunque rimanere in piedi e senza danni. Entro l'anno dovrebbe arrivare l'autorizzazione da parte della Regione. Si tratta di lavori per circa 5 milioni di euro. Una card di servizi anticrisi per i quasi 5.000 studenti delle superiori di Montebelluna. Si chiama La Freccia ed è stata realizzata dall'Unione degli Studenti. Consente di ottenere agevolazioni in una serie di locali pubblici e negozi, ad esempio sconti su panini, bibite, pizze e caffè che vanno dal 10 al 20%, ma anche su CD, libri e riviste. Sono 42 i locali che hanno finora aderito. E andiamo infine in provincia di Padova, tra le prime a dotarsi di un avanzato sistema di sicurezza per non vedenti. Abano all'avanguardia nella sicurezza dei non vedenti. La città termale si è dotata di una guida magnetica stradale posta nei marciapiedi o lungo appositi cordoli. Permette ai ciechi di seguire dei percorsi sicuri grazie a una calamita sulla punta del loro bastone. Il sistema è oltretutto ecologico, in quanto utilizza apposite ceneri ferrose recuperate dai residui degli inceneritori. Pannolini biodegradabili all'asilo nido comunale di Montagnana. Sono compatibili con l'ambiente perché realizzati con fibre di amido di mais, privi di contenuti plastici e additivi chimici. Dunque possono essere smaltiti tranquillamente nell'umido, aumentando la già alta percentuale di rifiuti riciclati. Altro vantaggio è quello di evitare i frequenti problemi di allergie ai neonati. Troppo pericolose le strade nei pressi delle scuole di Monselice. Durante gli incontri coi genitori promossi dall'amministrazione comunale è stata ripetutamente evidenziata la scarsa sicurezza in entrata e in uscita da scuola, con ingorghi e automobili che sorpassano a forte velocità. Si chiede una maggior presenza di polizia locale e di nonni vigile e qualche dissuasore in più. E adesso spazio ad una delle manifestazioni sportive più sentite del centro storico veneziano, l'avete sentito anche dai titoli, è il Memorial Attilio Spagno, una corsa non competitiva organizzata per raccogliere fondi a favore della ricerca contro le leucemie.
Eccoci alla 10ª edizione del Memorial Attilio Spagno, nel magnifico campo dell'Arsenale di Venezia. Alle nostre spalle abbiamo il portale dell'Arsenale. È una manifestazione ormai tradizionale ed è molto importante e rappresentativa per Venezia, perché associa un momento di agonismo non competitivo, cioè una corsa su 3 distanze per i più piccoli, i medi e i grandi, a un momento di commemorazione di un personaggio che è stato molto importante nella vita di questa zona di Venezia, cioè di Castello, appunto Attilio Spagno. E siamo poco prima della partenza, siamo quasi al momento del via. Vedo che si sta avvicinando Susi Ampò, che è una delle nostre passionarie volontarie dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, è molto importante, che sostiene la nostra sezione di Venezia, ma che è l'anima di questa manifestazione molto importante, perché significa tante cose, vero Susi? È una grande soddisfazione, perché attraverso questo comunque Attilio continua a essere qua con noi, e soprattutto cerchiamo di promuovere lo sport con i giovani, con i giovanissimi, con lo scopo di raccogliere i fondi per l'associazione contro le leucemie, affinché altri possano farcela al posto di Attilio. È una bella manifestazione, io conoscevo bene Attilio Spagno e quindi vengo volentieri a presenziare a questa gara non competitiva, che dimostra quanti amici avesse Attilio da sempre. Ma chi meglio di Massimiliano Smerghetto può darci la dimensione di questa manifestazione come consigliere della Municipalità di Venezia, che sponsorizza l'iniziativa, ma anche come cittadino veneziano anche di questa zona di Castello. È una manifestazione che sta crescendo di anno in anno e che diventa sempre un appuntamento sempre più importante in città, sia dal punto di vista sportivo e soprattutto dal punto di vista legato a quello che è l'attenzione per la solidarietà e per l'associazionismo. Il connubio Municipalità, Associazione San Francesco della Vigna, Alpini e AIL ha messo in piedi questa organizzazione che ormai, come si diceva, sono 10 anni che lavora insieme, e malgrado le varie problematiche, le difficoltà, riesce sempre, insomma, a creare anche delle atmosfere particolari, come quest'anno qui in campo dell'Arsenale. Siamo di una certa età, però siamo sempre dei partecipanti dalla prima edizione, quindi siamo io alla 10ª. Con questa le ho fatte tutte. Campione, Sì, campione. Insomma, siamo atmosfera. dell'antica, perché abbiamo Gruppo sportivo Serenissima. Serenissima 2000. Altri protagonisti di questa bella manifestazione sono gli scout, che quest'anno sono particolarmente numerosi, una presenza anche questa storica, che però quest'anno assume una dimensione piuttosto significativa, sia quelli che corrono sia quelli che organizzano. Allora... noi siamo qua perché quest'anno ricorrono anche il nostro momento di passaggio, che sono i ragazzi che passano nelle branche più alte, e abbiamo approfittato di questa situazione per partecipare anche di gruppo a questa manifestazione. Siamo il gruppo di Venezia 2, che è qui a San Francesco, e così è un gruppo abbastanza... San Francesco della Vigna, qui alle spalle subito dell'Arsenale. Esatto, qui a fianco. Benissimo. Vedete, ce ne sono di tutte le età, perché abbiamo i più piccolini, ma i più piccolini quanto hanno i lupetti? Dagli 8 agli 11 anni. Ah. Dagli 8 agli 11 anni sono i lupetti, poi sono quelli più grandi che sono dagli 11 ai 16, che è il reparto, e poi c'è il clan che è là dietro, che sono dai 16 ai 18-20 anni. Io ho fatto le 100 km, ho anche vinto una 100 km del Passatore nel 74. L'anno scorso. Nel 74 sì. Mantiene la E considerare una coppa a nome di mia mamma, che a 81 anni ha fatto la 24esima 100 km. Al Passatore, e è nel libro dei record della corsa. A 81 anni l'ultima volta. Bellissimo, quindi abbiamo una ricetta per la longevità, a quanto pare, quindi stiamo bene così.
abbiamo un partecipante del tutto particolare. Anche tu ti accingi a correre? No, lui non corre, però partecipa. Perfetto, bellissimo, dai. Tutti i grandi amici di Attilio Spagna sono qui riuniti e siamo qui solo per lui, ecco. Sono molto contento di questa manifestazione perché è una delle poche qui a Venezia e commemorano un caro amico e soprattutto un'attività sportiva che è solo salute. E ora le previsioni del tempo. Pressione in aumento, avremo tempo stabile con giornate soleggiate e temperature particolarmente miti. Mercoledì 17 ottobre, foschie notturne in rapido sollevamento, quindi schiarite alternate ad annuvolamenti, minime in diminuzione, massime in salita, mare calmo o poco mosso. Giovedì 18 ottobre, foschie notturne e poi sereno, valori in rialzo compresi fra i 15 e i 20 gradi, mare calmo o poco mosso. Venerdì 19 ottobre, banchi di nebbia al mattino, poi sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie. Sabato 20 ottobre, sereno o poco nuvoloso con foschie notturne, livelli termici in lieve innalzamento. La marea di mercoledì 17 ottobre è sostenuta, la massima alle 12,5 90 cm, la minima alle 18,15 meno 10 cm. Bene, con questo era proprio tutto. Grazie per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelti. Buon proseguimento, buona serata.